La Svizzera del Veneto ti si schiude all'ultimo scalino ed è un mondo a sé, col suo labirinto di pascoli lontani dal mondo, le antiche leggi comunitarie, i 7 comuni federati da 7 secoli e lasciati liberi dalla Grande Venezia. Così Paolo Rumiz, nel suo La leggenda dei Monti Naviganti, introduce l'altopiano dei 7 comuni. Compreso tra le aste fluviali dei fiumi Brenta e Astico, questo è davvero un luogo sospeso, un acrocoro quadrangolare di dolomia e calcari, il regno delle piante d'alta quota, in primis mughi e rododendri irsuti, che prediligono i substrati carbonatici. Accanto alle specie legnose non mancano quelle calcifile erbacee, come stelle alpine, centauree ed achillee nane. Come di norma nell'area dolomitica, la roccia calcarea rimanda ad un ambiente di formazione marino o oceanico. E la ricca documentazione fossile di molluschi d'acqua salata, gasteropodi dall'inconfondibile spira, belemniti e ammoniti non può che confermare. Accanto a specie fossili scomparse da decine di milioni di anni, l'altopiano ospita anche specie viventi di più recente comparsa. Relitto artico dell'ultima glaciazione, la pernice bianca è rimasta intrappolata in quota su alcuni sistemi montuosi europei, tra cui quello alpino. Sulle pietraie sommitali è di casa. E ai primi di giugno i maschi pattugliano i loro territori emettendo richiami riproduttivi. Anche il camedrio alpino, come la pernice, è un relitto glaciale. Altre specie, quali le aquilegie, hanno storie meno avventurose. In estate il tavolato calcareo offre un'abbondante pastura ai camosci alpini, snelli nel loro corto e fulvo pelame estivo, e per i giovani vi è tempo per giochi ed esplorazioni che affinano la loro dimestichezza nel muoversi tra le rocce. È tempo di fioriture. Ali venute da lontano, migratori su lunga distanza, sorvolano i boschi. Il falco pecchiaiolo, come recita il nome scientifico della specie Apivorus, è una specie migratrice dalla dieta alquanto specializzata, costituita da adulti e larve di api e vespe, e in questo nido costruito su un larice, 2 giovani sono ormai prossimi all'involo ed esercitano le ali. Gli adulti continuano ad alimentarli. Il maschio della coppia, riconoscibile dalla testa grigia su cui spicca l'iride gialla, ha appena portato loro dei favi di api selvatiche. L'estate è ovviamente tempo di alpeggio.
Le malghe sull'altopiano ospitano un gran numero di bovini, qui condotti per fruire dell'abbondanza di erbe dei pascoli. Qualcuno potrebbe essere interessato alla loro presenza. Più di un esemplare di orso bruno è comparso sull'altopiano ed ha frequentato discontinuamente questi territori. Ma il pastore saggio ha preso le sue precauzioni. La presenza del cane scoraggia l'avvicinamento del plantigrado e mette al sicuro pecore e capre. Sotto lo sguardo vigile del guardiano a quattro zampe, l'attività d'alpeggio può continuare nella quiete estiva. Anche numerose specie selvatiche, qui una rara farfalla Apollo, sono attratte dalle erbe dei pascoli. Un maschio di capriolo, fulvo nel suo corto mantello estivo, ricerca foglie e fiori teneri. Al di sotto della copertura erbosa, l'altopiano si caratterizza per un'ossatura geologica quanto mai peculiare, che in alcuni luoghi emerge segnando prepotentemente il paesaggio superficiale. I calcari, nella zona delle melette, si sono deposti secondo delle stratigrafie molto evidenti e l'erosione superficiale, penalizzando maggiormente gli strati più teneri, enfatizza grandemente questa distribuzione orizzontale per piani sovrapposti. Piccole piante come le sassifraghe colonizzano gli anfratti del calcare e dove il substrato carbonatico, di per sé estremamente permeabile, si impermeabilizza in seguito alla deposizione di limo, lì si possono formare piccole pozze, punti d'acqua permanenti in un sistema povero di acque superficiali. Sulle bancate calcaree di Monte Flor, note come la città di roccia, i mufloni, originari dell'Asia centrale, si muovono agilmente, a loro agio in un paesaggio aspro ed oggi asciutto. Che però porta le tracce, solchi e campi carreggiati di una passata presenza glaciale. Ignare di questo passato, le marmotte approfittano dell'abbondante copertura erbosa e scavano i loro sistemi di tane dove il suolo lo consente. Ma l'ossatura rocciosa è appena al di sotto. Qui e là emerge come un gigantesco selciato, dove ai solchi naturali si sovrappongono gli scavi dell'uomo. Teatro di asprissimi scontri durante la Prima Guerra Mondiale, attraversato dalla linea del fronte, l'altopiano ha visto i soldati di entrambi gli schieramenti utilizzare i profondi carren nella roccia, svuotati dai detriti, come trincee naturali in cui cercare di proteggersi. Una croce in località Monte Castel Gomberto ricorda i molti che qui hanno perso la vita in quella che è stata un'interminabile e cruenta guerra di logoramento combattuta da appostamenti e bunker ottenuti dagli anfratti o scavati nella roccia. Su questa stessa roccia, oggi, i fiori alpini mascherano il passato di morte, fioriscono il timo strisciante e il leringio ametistino dai singolari toni bluastri violetti. Nelle porzioni di versante il paesaggio dell'altopiano è un mosaico di prati e pascoli alternati ad estese superfici boscate. In piccola parte sono boschi misti, in prevalenza si tratta di peccete e abetine, e queste ultime celano un segreto. Negli angoli più freschi e umidi del bosco, rigirando pietre e rivoltando ceppaie e tronchi marcescenti, i ricercatori tentano di rinvenire quello che è probabilmente l'animale più raro ed esclusivo dell'altopiano.
la salamandra di Aurora, chiamata anche salamandra alpina dorata. Un piccolo anfibio urodelo di colore nero con un'irregolare superficie di colore giallo pallido sulla testa e sul dorso. Per gli zoologi si tratta di una particolare sottospecie della salamandra alpina, presente solo ed esclusivamente in quest'area. È elencata come criticamente in pericolo su scala globale dall'International Union for Conservation of Nature e rientra tra le specie a priorità di conservazione nella direttiva Habitat dell'Unione Europea. Gli esemplari rinvenuti vengono fotografati, in quanto ognuno ha un pattern dorsale di distribuzione e forma delle macchie che lo rende riconoscibile individualmente. Inoltre si effettuano dei rilevamenti biometrici, si misurano, si pesano e viene loro prelevato un tampone boccale per la tipizzazione genica. Finito il check-up, la salamandra torna in libertà e riprende il suo girovagare forestale con lento incedere. La stessa umidità che favorisce la salamandra consente lo sviluppo di copiose popolazioni di funghi. Tra le cosiddette specie pregiate si annoverano porcini e cantarelli, ma molte altre specie di minor rilievo alimentare o non commestibili che completano la biodiversità micologica dell'altopiano. Le famigliole buone, o chiodini, sono tra le specie comuni sulle vecchie ceppaie e permettono proficue raccolte, sempre con l'attenzione a cercare di non danneggiare il micelio. È il folto dei boschi da rifugio a numerosi animali, di dimensioni anche cospicue. Il cervo nobile o europeo non è propriamente una specie boschiva, in origine abitava spazi più aperti, ma nell'ombra degli alberi si sente al sicuro. A settembre inoltrato, però, i maschi tornano allo scoperto, su prati e radure, e lanciano messaggi, urinando e raspando il terreno con gli zoccoli e le corna, per ribadire agli altri maschi il proprio status e controllo dell'area e manifestare alle femmine la propria motivazione riproduttiva. Le tordele, che tra l'erba cercano di catturare gli insetti che il cervo fa spostare, avvertono che ora c'è aria di tempesta. Il bramito del maschio anziano scuote l'aria e mette allerta un giovane maschio ai suoi primi approcci con la rena. Ma non v'è confronto e basta che il dominante si aggiri in atteggiamento di imposizione per far ritirare il giovane sfidante. Il tempo dei cervi è il tempo dei colchici autunnali e delle genziane ciliate, fiori tardivi che danno un'ultima nota di colore sui prati. Anche per i mufloni si sta avvicinando il tempo degli scontri e degli accoppiamenti. Sotto lo sguardo materno i giovani si confrontano in scaramucce e finti combattimenti che preludono a quelli molto più seri ed aspri dei maschi adulti.
Faggi e ciliegi cambiano di colore. Mentre il suono secco delle corna che cozzano riempie gli spazi aperti dell'altopiano. L'aria tersa dell'autunno permette allo sguardo di spaziare lontano sulle catene montuose. Sui pendii è scesa la prima neve. E l'aquila reale sorvola solitaria i larici che si tingono d'oro e poi di rosso. Sulle malghe, ora inoperose, scende il silenzio, o quasi. I trilli delle cince more sono tra le poche voci che ancora risuonano nell'aria. Qualche fiocco si è già depositato sugli aghi rosso cupo dei larici. Il tasso tenta un'ultima sortita allo scoperto. Le nubi si addensano pesanti. Non v'è più tempo. La neve comincia a cadere, i fiocchi sono ampi e copiosi, il bosco ne è avvolto e immobilizzato. I cervi si mettono alla ricerca di zone sgombre. E le cesene si affollano sui sorbi ancora carichi di frutti. La neve è ovunque. Le montagne più alte dell'altopiano sono tra i luoghi più freddi e nevosi d'Italia. Per il Sordone è forse ora di scendere un po' più a valle, perché la neve è davvero ovunque. Tutti i rilievi ne sono ammantati. La vita pare sospesa. Sul paesaggio innevato non è facile risultare poco visibili e riuscire ad avvicinare un animale selvatico. Ma ecco delle tracce sulla neve fresca. Si tratta delle inconfondibili impronte ad Y di una lepre alpina o variabile che avanza a piccoli balzi sulla neve. Solo la punta nera delle corte orecchie ne tradisce la presenza sul candido manto. Per riuscire ad avvicinarla è necessario apparire altrettanto mimetici e confondersi col paesaggio. Ma dopo qualche scatto è opportuno allontanarsi per evitare di arrecarle disturbo in questo periodo così rigido e delicato. Le estese superfici pianeggianti dell'altopiano si prestano ad essere percorse con le ciaspole.
e sulla coltre nevosa si possono praticare vari altri sport, ma è fondamentale che gran parte del territorio rimanga indisturbato. Lungo e freddo, l'inverno lentamente trascorre. E tra marzo ed aprile, a seconda delle quote, la copertura nevosa va ormai estesamente scomparendo sotto il sole che ritorna. L'elleboro nero occhieggia nel sottobosco. E dal suolo umido non più stretto nel gelo spuntano i tipici funghi primaverili, gli igrofori marzuoli, il cui nome è già una promessa, e le morchelle o spugnole. È tempo di nuove energie per molti organismi. Dal suo posatoio un giovane astore, riconoscibile dal piumaggio gocciato di scuro, scruta il bosco alla ricerca di prede. Su un albero secco una cornacchia si attarda imprudente allo scoperto. Il rapace si invola e in un istante la catena alimentare si chiude sull'ignaro corvide. Come tutti i rapaci, anche là comincia abitualmente a consumare la preda partendo dai muscoli pettorali, decisamente la porzione più proteica. Sui prati, di nuovo a lungo esposti alla luce e al tepore del sole, sboccia un gran numero di fiori. Il tarassaco, in particolare, ammanta di giallo estese superfici attorno al paese di Gallio, e il nettare attira farfalle come le vanesse atalanta, sopravvissute all'inverno. L'aria risuona del gorgoglio delle acque non più strette dal gelo. Il territorio di Gallio, a differenza del resto dell'altopiano, è solcato da numerosi rii e torrenti che il disgelo rimpingua. Da sempre quest'acqua gioca un ruolo chiave per le genti. Per secoli ha mosso le ruote dei mulini che ancora oggi girano, convertite a scopi didattici e turistici. L'andirivieni dell'allocco lascia supporre la presenza di un nido e infatti, in una grande cavità del tronco, 3 pulli attendono, accovacciati su un letto di castagne e noci. Probabilmente ve le ha accumulate un ghiro, precedente occupante del buco, poi finito in pasto al rapace notturno. A fine aprile i giovani allocchi hanno lasciato il nido e attendono gli adulti tra i rami. Individuarli nel folto della vegetazione è difficile e del resto di giorno non sono molto mobili, sonnecchiano, confidando nell'aspetto criptico del loro piumaggio. Tra gli abitanti della faggeta vi sono anche gli autori delle cavità poi utilizzate dai rapaci notturni. Il picchio nero è in assoluto la specie più grande e selettiva. Per la nidificazione sceglie faggi maturi, il cui tronco abbia un diametro sufficiente a permettergli lo scavo di una profonda ed ampia cavità con foro d'ingresso ovale attorno ai 10 cm di ampiezza.
Come in tutti i picchi, entrambi gli adulti contribuiscono all'allevamento della prole ed hanno aspetto simile. La femmina ha solo una piccola macchia rossa sulla nuca, mentre il maschio si riconosce per l'estesa calotta di questo colore su tutta la testa. Più comune ed ubiquitario, il picchio verde frequenta un gran numero di ambienti boschivi diversi, a volte anche piccole aree alberate, e nidifica in diverse specie differenti di alberi. Anche nel verde i due sessi sono quasi identici e il maschio è riconoscibile solo per via della striscia rossa sul mustacchio nero, assente nella femmina. Ancor più generalista e adattabile è il picchio rosso maggiore, che nidifica dalle basse quote fino al limite della vegetazione arborea, dove ricerca gli sparuti larici, con un diametro sufficiente a permettergli lo scavo della sua cavità. Con colori variabili dal bianco al violetto, i crochi primaverili tingono di toni tenui i pascoli in quota, dove l'erba comincia a rinverdire. Altri fiori, come le soldanelle, aprono le loro corolle. I mufloni tornano a frequentare le superfici aperte, attratti dalla nuova pastura. E di lì a poco ricompaiono anche i caprioli, alla ricerca di tenere erbe e germogli. I larici, con gli aghi nuovi e i piccoli fiori femminili rossastri, sono le sentinelle della primavera in quota, che lentamente avanza. Le notti, come le albe, sono ancora fredde e pungenti, ma sui pascoli è cominciata la stagione riproduttiva del gallo forcello. I maschi si radunano su aree scoperte note col nome svedese di lek e qui si affrontano in combattimenti ritualizzati che servono a definire gerarchie d'accesso alle femmine, che di solito assistono mantenendosi ai margini di queste arene. Con l'ulteriore avanzare della stagione, il disgelo raggiunge anche le altitudini più elevate e la neve scompare finalmente dalle mughete. Ed anche nelle ombrose peccete il calore del sole risveglia i cicli vitali. Una femmina di gallo cedrone si aggira circospetta. È alla ricerca di un sito riparato e nascosto dove nidificare, e dalla spiumatura sulla nuca possiamo supporre che è già stata oggetto di attenzioni riproduttive da parte di qualche focoso maschio. Anche il cedrone, come il forcello, è un tetraonide la cui strategia riproduttiva prevede delle parate, nel corso delle quali i maschi si sfidano a vicenda. Un gallo cedrone maschio con le timoniere della coda aperte a ventaglio e il collo gonfio di penne irte è innegabilmente una figura araldica, un simbolo della foresta antica che ancora lo ospita.